Schiaffi sul volto, pizzicotti alle braccia e bastonate inferte con una mazza lunga mezzo metro ai bambini di soli 5 anni. Sono pesanti le accuse rivolte all'imam della moschea di Pieve di Soligo in provincia di Treviso, raccolte dai carabinieri di Vittorio Veneto. A segnalare ai militari quanto accadeva nei locali di via Schiratti le denunce degli insegnanti delle elementari che si sono accorti dei lividi sulle gambe e braccia dei loro alunni. E così è scattata un'inchiesta da parte della magistratura, che ha emesso un'ordinanza contro il 36enne Omar Farouk, indagato per maltrattamenti a minori aggravati da violenza privata. Per il bengalese è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia trevigiana. Le indagini dei militari sono durate diversi mesi e le immagini e le registrazioni ambientali inchioderebbero l'imam. Sarebbero in tutto una ventina i bambini vittima di maltrattamenti, dalle minacce alle violenze sui corpicini che l'uomo avrebbe inferto ai piccoli. Una vicenda che ha lasciato il segno. Il sindaco della cittadina, Stefano Soldan, non entra in merito nelle indagini da parte della magistratura. Abbiamo cercato di appurare che la questione fosse reale, essendo estremamente delicata, e di conseguenza la cosa non era di dominio pubblico, anche se ha coinvolto diverse famiglie. L'abbiamo mantenuta nel più stretto riservo e continuerà a esserlo rispetto ai provvedimenti, alle famiglie e a chi è stato coinvolto in questa cosa, però con una decisione di procedere in tempi rapidissimi. Ma chi conosce l'imam tenta di difenderlo, una persona dal carattere tranquillo e per nulla aggressivo. Ma tu l'imam lo conoscevi? Sì, è una brava persona, non ha mai fatto nessun casino qua, niente. Abbiamo sempre visto che è una brava persona che si comporta anche bene. Però questa cosa qua non sappiamo da dove è saltata, perché è da tanti anni che insegna ai bambini, ma non è mai successo una cosa del genere. Incontriamo il segretario della moschea che ci ospita per farci vedere dove i bambini pregano. Mai alzato un dito contro i bimbi, perché in un luogo di preghiera dove si hanno lezioni di Corano, precisa, i bambini non si picchiano. Non ha mai messo le mani addosso ai bambini? No, mai così, perché io lo so, perché mio figlio anche c'è da studiare dentro. Perché più sicurezza da me è lui, capito? Più sicurezza di lui.